C'è tanto freddo, c'è tanto fresco. Qua c'è i voli con la proponta. Bentornati cari amici! 28ª puntata! Edizione... ragazzi, il telo! Ah sì, ma di che? Il dono del pulizie! Chi? Il dono del pulizie! Ah, ecco qua! Eccoci qua! Nuova edizione di Che Novità, come sempre! Siamo pronti? Sì, e questa settimana noi, veri giornalisti, diamo una notizia verissima! Eh sì, non si è parlato d'altro negli ultimi giorni e come fanno i veri TG, io ne ho visti tanti molto sinceri, perché bisogna dire che i giornalisti sono sinceri, siamo andati sul posto anche noi con i nostri Crive e Luca. I servizi. Ragazzi, qui la situazione è degenerata, ormai l'acqua ha raggiunto il ginocchio. Io sono sotto. Speriamo che la situazione migliori perché veramente la vedo male. Mi sono svegliato, era Bobotti stanotte. Non ha dormito? Oh, dormire, non vedo dormire, come? Lei ha paura, chi dormi, netto? E lei? Ho dormito tranquillo. Come ogni TG che si rispetti, siamo anche noi qui di Teleportoli a po' a vedere la situazione perché guardate che corrente, acqua tutta canna, sta piovendo tantissimo, vedete, è pioggia vera, Siamo bombardati. Pioggia verissima questa, e guardate appunto come c'è il po' in piena. E quest'acqua arriva appunto dal Piemonte, da Iassù dove ha piovuto tantissimo, Detriti. Piemonte come dicono qua da noi, ragazzi. Comunque ringraziamo la pioggia che ci sta aiutando molto a fare questo servizio e Speriamo smetti. speriamo, sì, appunto, siamo in pericolo. Sapete perché sono via? Sono via perché i giornalisti del primo fino all'ultimo, tutti compresi, siete della gente che non siete sinceri e puri, siete sempre falsi sulla realtà. Non portate mai ciò che uno deve far presente del fatto del paese o qui che c'è bisogno. Guardi, sono bravi a mettere quello che vi fa comodo, perché questo è il sistema giornalista oggi. Oh, viva la sincerità! I giornalisti dicono sempre la verità. Oh, ma quindi adesso è pienamente arrivato il momento delle... Notizie bomba! Soldi alle imprese giovanili di Porto Tolle, ecco il bando del comune. Tale bando consiste in una somma di 5.000 euro ed è scaduto il 30 novembre scorso, anche se probabilmente verrà prorogato di una settimana. Il Motoclub Porto Tolle ringrazia tutti i cittadini per la collaborazione e le offerte a favore dei terremotati di San Severino, Macerata. Il raccolto è già stato consegnato e prossimamente si terrà una nuova iniziativa sempre per sostenere tali zone. Addio, un grande, un chilo, grande! Buon compleanno Teleportoli! Giovedì 15 dicembre siete tutti invitati al ristorante Bussana per festeggiare insieme a noi un anno di risate e novità, in compagnia del mitico Sergio Ricci. Ricordiamo anche quella sera lì c'è la festa dei classe del 1956 lucchesi. Addio, grande! Hanno fatto 60 anni queste persone, quindi ragazzi del 56 venite tutti al Bussana. Clamorosamente nel 2016 la festività del Natale si festeggia di domenica. Siamo vicini e cordiali nei confronti delle persone che credevano di sfruttare un giorno in più di ferie, invece l'hanno preso nel... Vi aspettiamo numerosi al ristorante Pizzeria Bussana per il compleanno di Teleportole. Primo anniversario TPT in compagnia di Sergio Ricci, giovedì 15 dicembre. Oh, grazie mille, notizie bomba! Ma mia, era lì che pensiva, ma costa piena, quanta gente che è sull'arse. Tantissima, tante macchine, tanta gente, che era fino il pedinaro. Ma era Mauro Giugiaro. E c'era anche il nostro Nello Colò con Meteo Colò. Bonus per voi.
Bentornati amici da Melio Coleo, con il vostro Meteo Coleo. Quest'oggi stiamo rischiando le pelle per voi cari amici, perché siamo qui nel bel mezzo della piena del fiume Po, siamo sotto le argine di Porto Tolle e guardate com'è veloce il nostro fiume, sta arrivando tutta l'acqua dal nord e sta andando verso il mare. Speriamo non ci accada niente, guardate anche la cartina sta per cadere. E vi annuncio che sarà in arrivo una perturbazione artica, quindi un freddamati qua Ceve, tira fuori tutta una sciabolata artica per noi. E niente, non ci sono video. Ah no, aspetta, mi viene in mente che uno da Torino, però Dio smina. Ragazzi, adesso andiamo a casa perché stiamo rischiando proprio la pelle per voi. Un saluto, ciao a tutti. Amici di Teleportolie, Stasera, ma porta stasera. Stasera ti ho portato allo Juventus Stadium. Eccoci qua, temperatura gradevole, in testa della classifica e non so per gli altri, comunque il campionato è lungo, dai. Buona fortuna a tutti e un saluto a Nello Coleo. Grazie mille nostro Nello Colò. Oh, grazie mille per il bonus. Siamo giunti al momento dei Saluti! Ci sono due cose da ricordarvi. La prima ve la ricordo io. Vi ricordo di cliccare mi piace alla nostra pagina Facebook di Teleportole. Condividete i nostri video. Siamo su Snapchat, YouTube, Instagram e tutto. Quindi ci vediamo la settimana prossima? No. Come no? È festa. Ah sì, è vero, 8 dicembre. E quindi? È Milano festa. Ah sì, è vero, in rosso. Beh, ma noi ricordiamo il Delta di uno scatto, amici. Il concorso a suoni mi piace che parte veramente tra pochissimo. La prossima settimana ci sarà qualcosa di bellissimo. Ci vediamo, ciao! Ciao! Cosa? A votare il Menga. Referendum? Saluti tu. Sinceramente... Signor Vasco, lei va a votare domenica? Per forza! Ma non ci vuol dire cosa vota? Sì o no? Sì o no? Ma sì, ma so! Ciao! Ciao! Ciao!